Dopo la tanto agoniata prima vittoria in stagione, il Latte Dolce non vuole smettere di correre. Amici di Directa Sport, benvenuti a Sassari. Questo è il campo principale, sarà lui ad ospitare Sassari Calcio Latte Dolce e Gelbison, che qui giocano una gara valida per l'8ª giornata del girone G del campionato di Serie D. Occhio qui però a Di Paolo, che ha un po' di spazio. Di Paolo mette palla sul sinistro e calcia. È lì che lo aspetta Tartaro. Non c'è fallo, allora occhio a Salzano. Kosovan prova a puntare l'area di rigore, va giù, poi il tiro di Da Silva ribattuto in qualche modo. Dianose, ottima giocata. Loru, grande palla nello spazio per Di Paolo. Occhio adesso a Di Paolo che entra in area. Di Paolo tu per tu col portiere. Di Paolo, Tartaro, grande parata, tiene lo 0-0. Occasione più grande della partita per il Sassari Latte Dolce sul mancino di Antonio Di Paolo. Amudado, colpo di testa che non libera la tre quarti. Allora ancora Gelbison con Da Silva. Palla allargata verso Coscia, sta arrivando Kosovan, ecco il cross, Croce prova a prendere posizione davanti a Cabecia, non c'è fallo, allora Da Silva con la sforbiciata. Sicuramente bella stilisticamente, molto lontana però dallo specchio della porta, difesa da Michele Marano. In 5 a saltare, il pallone arriva verso Dianose che si coordina. Non riesce a trovare precisione in uscita da quel sinistro. Questa poteva essere una grossa occasione per Sassari Latte Dolce, di fatto lo è stata. Dianose però non ha trovato la porta. Ecco la palla che viaggia ancora verso il portiere, colpito la traversa Corcione. Buon recupero di Salzano, va a riprendersi il pallone Loru che mette cross immediato. Dianose con una rovesciata meravigliosa va a centimetri dal gol del vantaggio il Sassari Latte Dolce. Gran palla di Loru, coordinazione istantanea di Emanuele Dianose, vicinissimo al quarto gol in campionato, quello che sarebbe stato per distacco il più bello. Salzano a portarla via ancora una volta, Pired è più bravo di lui. Apertura verso Pulina, controllo col mancino, palla sulla corsa per Loru, 1 contro 1 con Loru che parte, Loru col destro, la parata di Tartaro. Ancora il Sassari Latte Dolce a flirtare col gol del vantaggio. Croce, palla di Manzo intelligente ancora per Da Silva che calcia. Marano va a terra e para. Croce, gran palla di Croce per D'Ambros Da Silva. Da Silva è passato anche su Sanna. Da Silva a tu per tu con Marano. Da Silva toccò lì vicino. Troppo altruista qui D'Ambros Da Silva, toccato per Croce, cercava un gol sicuro, è arrivato Pinna che ha salvato la situazione, ha tenuto lo 0-0, sarà calcio d'angolo, la migliore occasione della partita per la Gelbison. Va a liberarsi della pressione di Lucas con questo passaggio per Loru, intelligente ancora ad andare da Corcione, è lui che apre il campo in zona Di Paolo, calcola bene i giri del pallone, ancora Di Paolo. Mette palla sul mancino, arriva anche il cross per Dianose e poi Pired con una situazione abbastanza confusa, ma ciò che importa è che il Sassari Latte Dolce ha trovato il gol del vantaggio. Luigi Pired alla fine di un'ottima azione, bisogna dirlo, sicuramente in costruzione, poi serve quel pelo di fortuna con Pireda che di certo non stava cercando Dianose. La palla colpita male dal numero 8, trova la testa di Dianose, colpo di testa, botta sicura su cui si oppone alla grande Tartaro. Sulla ribattuta però il più lesto di tutti è Luigi Pireda. 1-0 per il Sassari Latte Dolce a 19 dalla fine. Va Corcione verso Cabecia, la palla passa, si coordina Sanna che spara in curva. Dianose di testa, Sanna col tacco teso all'indietro. Dianose apre completamente il campo, un'ottima idea per Loru che è fantastico nel controllo. Loru prepara al destro, Loru! Tartaro si allunga e mette palla in calcio d'angolo. Pallone ancora verso Croce di Acate col sinistro, centimetri dal gol dell'1-1 Gelbison. C'è stata anche deviazione, calcio d'angolo. Lucas, tocco per Oliveira, altro colpo di testa di Acate, palla dentro per Croce, Mudadu fondamentale, non ha finito la Gelbison. Oliveira mette il cross, Cabecia non arriva, Marano parata clamorosa, si resta 1-0.
È arrivato col tocco ancora una volta Croce. Marano ha abbassato la serranda. Tutti ad attaccare quelli della Gelbison. Eccolo il pallone che viaggia verso il limite dell'area. Colpo di testa di Corcione prima di Diakate. Oliveira ancora da alimentare. Allontana Pinna. Di testa Aprile, poi in qualche modo Orlando è passato. C'è da Odianose da far correre. Orlando dà adesso il pallone al numero 11. Odianose col sinistro. Scarabocchia in curva. Viscomi, altro tentativo di cross, ancora Cabeccia, ancora il capitano del Sassari Latte Dolce a mettere fuori. Odianose, si autolancia Odianose, a tu per tu con Tartaro. Odianose per chiuderla, Odianose, Tartaro ha preso anche questa. E poi c'è un altro recupero, ancora il Sassari Latte Dolce, ancora con un tiro in porta, ancora con Tartaro protagonista. Loru, però non c'è più tempo. Seconda vittoria consecutiva per il Sassari Latte Dolce, 1-0 sulla Gelbison. Mister, seconda vittoria di fila, addirittura con quello che chiedeva lei, attenzione in difesa e porta inviolata. Un commento sulla partita. Allora, come hai detto tu, il primo obiettivo era quello di appunto subire 0 gol oggi. I ragazzi se l'hanno messo in testa tutta la settimana e sono riusciti, siamo molto contenti. Abbiamo affrontato una squadra forte e secondo me a livello di organico e anche a livello di organizzazione di gioco la squadra più forte che abbiamo trovato sul nostro cammino fino adesso. E noi ragazzi hanno avuto un gran cuore e soprattutto hanno avuto una concentrazione per 100 minuti pari al 100%. Siamo scesi in campo consapevoli che avremmo trovato tante difficoltà, però allo stesso tempo siamo scesi in campo consapevoli che sapevamo come affrontare queste difficoltà. Niente, io sottolineerei oggi il cuore del gruppo soprattutto, ma soprattutto il gruppo, perché oggi comunque sono andati in campo ragazzi che avevano giocato un po' di meno e non hanno fatto rimpiangere assolutamente le assenze insomma, che avevamo. Quindi siamo stracontenti di questo e niente, andiamo avanti così, con sacrificio ed impegno. Grazie mille. Qualcuno vuole fare domande? Gianluca Scanu per 1-4 e anche per City and the City Magazine. Le chiedo innanzitutto, nonostante l'assenza di Köln, l'attacco anche oggi, come dire, l'attacco ha mostrato un'ottima prestazione e soprattutto molto cinismo nel momento del bisogno e anche una buona grinta nel finale, purché non siete riusciti a capitalizzare le azioni, soprattutto nel recupero. Sì, come dicevo prima. Sì, come dicevo prima, appunto in questa squadra non è importante chi gioca perché abbiamo degli elementi validi, abbiamo un gruppo omogeneo, diciamo. Quindi non è importante chi gioca ma come gioca. Oggi hanno corso tutti dal primo all'ultimo minuto, non hanno fatto rimpiangere insomma, le assenze importanti che avevamo e noi siamo contenti di questo perché comunque era quello che stavamo cercando, un gruppo omogeneo per sollevare la competizione durante gli allenamenti di settimana, consapevoli del fatto che nonostante le assenze appunto chi va in campo dà il suo. Rispetto alla partita di Uri nel primo tempo la difesa è stata migliore e soprattutto c'è stato più studio dell'avversario, questo potrebbe essere un merito? Il merito, io dico sempre questo, poi noi analizziamo anche i dati, no? Alle volte le partite, i commenti diciamo, vengono fatti su degli episodi, ma in realtà se andiamo a vedere dall'inizio del campionato fino ad oggi, a parte i gol presi, quindi la percentuale realizzativa delle squadre avversarie è praticamente quasi del 100% perché la nostra difesa concede forse un tiro, 2 tiri a partita e purtroppo nel periodo precedente quei 2 tiri entravano tutti e 2 in porta. Quindi io non ho dubbi sui nostri difensori, penso che molte squadre vorrebbero i difensori che abbiamo noi, quindi andiamo avanti così. Grazie. Mister, un'ultima domanda. Abbiamo visto Di Paolo che è uscito forse per qualche problemino fisico, tutto a posto? Sì, era tanto stanco ma soprattutto era emozionato, non riusciva a respirare perché comunque ha fatto un'ottima prestazione in casa e per un ragazzo di Sassari è sempre importante e ripeto contro una squadra forte che lo costringeva ad abbassarsi tanto per poi ripartire, quindi alla fine abbiamo preferito onde evitare errori che magari abbiamo fatto in precedenza dovuti all'inesperienza, costringerla a giocare anche con i crampi. Ecco, ci siamo preservati anche un'altra pedina importante per la prossima partita. Sì, certo, dopo è stata comunque una partita sofferta, quindi diciamo che ci serviva il gol per trovare fiducia dentro la partita e andare avanti poi come abbiamo fatto, difendendoci e trovando anche fiducia in altre ripartenze, in altre belle giocate. Purtroppo non abbiamo fatto il secondo gol, però comunque è andata bene, dai.
Ora si può iniziare a parlare di qualche ambizione sempre restando con i piedi per terra. Certo, io penso che dobbiamo semplicemente continuare a lavorare in campo come stiamo facendo in settimana, e poi siamo un bel gruppo e penso ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Inizia un nuovo campionato adesso per il Latte Dolce, 2 vittorie di fila, una specie questa presa con molta più consapevolezza, con una squadra che sulla carta teoricamente era superiore. Ma io penso che ce la possiamo giocare con tutti, sempre stando con i piedi per terra, però il calcio è un gioco particolare, esistono più forti, meno forti, però il pallone, come si dice, è tondo, e quindi di partita in partita bisogna dare tutto e appunto i risultati verranno, e le vittorie anche. Amici di Directa Sport, appassionati di calcio, buon pomeriggio dalla Maddalena per l'8ª giornata del campionato di Serie D per il girone G. Oggi si gioca il turno infrasettimanale, squadre già in campo, ancora cercati i centimetri di Touré, arriva il sinistro poi improvviso di Nicolas Maitini, tra gli applausi. Sì, prova verso il centro, però l'Ilva recupera palla. si chiude bene, poi cerca di ripartire. Nulla di fatto. Attenzione che Touré si vola davanti alla porta. proprio Touré, 1 contro 1, portiere, arriva la rete di Touré, Ilva Maddalena in vantaggio, minuto 7 del primo tempo, la velocità di Touré, la seconda volta che parte in velocità, la seconda volta buona per il gol del vantaggio. Cercare una rimessa lunga. Sembra così. Pallone che arriva addirittura sul dischetto, dove svetta però di testa Di Pietro, può partire l'Ilva che recupera il pallone, attenzione, 3 contro 2, va Maitini, si vola verso la porta, Maitini può anche calciare, lo fa! C'era anche Touré sulla sinistra, l'istinto dell'attaccante forse. Partono abbastanza larghi i giocatori di mister Cavallaro, sono tutti sulla linea dell'area di rigore. Attenzione anche alla Briola, solo fuori dall'area, va direttamente in porta, raso a terra, pallone Inoco che arriva, poi viene sputato fuori, arriva il gol della Sarnese che pareggia i conti al 13° minuto con Altobelli. Pallone sembrava quasi innocuo, però è arrivato lì, era senza marcature. Dominguez supera il cerchio centrocampo, Francia tra le linee, riceve col sinistro, ora può calciare da lì e lo fa Maitini, arma il destro. Argentino, ha iniziato la sua avventura calcistica nel Newell's, va col mancino di te dell'area, stava per arrivare Bonu, pallone che viene rispedito fuori dove diventa ancora buono, un pallone per l'Ilva, era tutto buono, attenzione che però c'è Bonu dentro l'area di rigore, Bonu per Touré, mastica un po' la conclusione Touré che ci ripensa, prende la rincorsa, attenzione, l'uomo rimane dietro, pallone che arriva, attenzione, diventa interessante, giocabile per Maitini. Sulla sinistra ancora per Ferrara, quindi Dominguez cerca lo scambio nei paraggi, trova Francia, quindi Dominguez, Francia ce l'ha sul mancino, pensa per un attimo al tiro, poi il pallone diventa buono per Touré che può calciare appena dentro l'area. Touré, applausi del pubblico, bravo ancora una volta all'estremo difensore dell'Ilva ad allargare il pallone sulla sinistra, recuperato per un attimo dalla Sarnese, quindi Dominguez, bello questo pallone per Touré, vanno a chiuderlo in 3, rientra sul sinistro, Cubè ce l'ha sul sinistro, palo dell'Ilva e poi incredibilmente la sfera va in calcio d'angolo, rimessa lunghissima, arriva calcio di rigore. Arbitro indica il dischetto, attenzione, viene anche ammonito Bonu, non guarda il portiere, l'attaccante della Sarnese, si attende solo il fischio del direttore di gara. Silenzio quasi assordante qua alla Maddalena per questo calcio di rigore.
Va Montini col destro e insacca il pallone alla destra di Lattisi per il 2-1 della Sarnese. Montini, il giocatore che ha portato in vantaggio la squadra granata. Tanto Nana, pallone per Touré, spinto alle spalle. Attenzione alle proteste. Un mix di tutte Intanto queste cose. Pagon direttamente in porta. Grande parata di Grande Lattisi. parata. Pallone che però gli sfila via. Cioè che poi viene reconquistata da Fernandez. Alza la testa dalla parte opposta. Vede Labriola che ci prova dalla distanza. Che tiro di Labriola che stava per combinarla grossa. Stava per prendere il bersaglio grosso Labriola. C'è Francia sul primo palo dell'Ivan Maddalena, pallone che va sul secondo dove c'è tutto solo. Attenzione al pallone che danza sulla linea di porta, pallone che però non entra al termine della partita. Qui si arrabbia anche Cavallaro che le chiedeva subito la pressione su Kiwobu. Attenzione però a Francia col destro, Francia davvero in palla, in forma, sì. Ovviamente c'è da dire che l'Ilva sta giocando con un uomo in meno da 20 abbondanti, quindi chiaramente incide anche questo poi sulla superiorità sulla prestazione. Finisce adesso la partita. Il direttore di gara Daniele Chindamo dice che può bastare così, triplice fischio qui allo Zecchina di La Maddalena. Un po' di nervosismo qui al triplice fischio. Ilva Maddalena che perde in casa 1-2 contro la Sarnese. Sfortuna oggi sinceramente forse un pizzico di fortuna in più lo meritavamo, anche perché siamo arrivati a 3 centimetri dal gol e non ci siamo riusciti. Avessimo fatto il raddoppio probabilmente parliamo di un'altra partita. Poi invece ovviamente oggi non posso dire neanche su un errore, perché su una mischia ha calciato di prima il difensore loro, ha trovato la porta, noi abbiamo calciato più di qualche volta, le immagini penso che lo dimostreranno, e non siamo riusciti a concretizzare. Poi ovviamente oggi è subentrato in campo il terzo uomo, che è il terzo incomodo, perché oggi mi dispiace dirlo, io non mi sono mai lamentato fino ad oggi dell'arbitraggio, ma oggi veramente è stato, vorrei usare un termine pesante, però mi devo pure guardare perché sto facendo interviste e quindi poi potrei offendere persone. Per oggi penso che l'arbitro aveva la maglietta della Sarnese sotto, e lo dico proprio francamente, perché ha cambiato totalmente le decisioni, ha cambiato totalmente la partita, quindi mi dispiace dirlo, ma non penso che possiamo essere trattati in questo modo. Abbiamo fatto una partita eccezionale, dopo 10 minuti ci hanno munito già 3 giocatori, gli stessi falli ne hanno fatti loro e neanche li ha guardati, e poi penso che dare un calcio di rigore in quel modo penso che sia una cosa veramente scandalosa. Io non ho mai visto, io sono diventato professionista a questo gioco a 17 anni, ce ne ho 60 e sono 43 anni che sono nel calcio. Un calcio di rigore del genere non l'ho visto né prendere né dare a nessuno, perché penso che quei contatti in aria ce ne stanno miliardi. Ce n'è stato un altro 30 secondi al secondo tempo a noi sulla Min e lui non è intervenuto, e quindi a questo punto non mi viene di dire che è stato scarso, perché dire scarso è relativo, ci può stare, fa un errore da una parte e dall'altra, posso capire, ma a senso unico questo mi dispiace veramente, perché questa società, questi giocatori non si meritano questi comportamenti, al di là poi degli errori che sbaglia l'allenatore, sbaglia l'attaccante, sbaglia il giocatore, quello sono compiti nostri e li risolviamo a noi, ma noi contro queste partite non possiamo fare altro, possiamo giocarcela contro gli avversari. E domenica c'è stato un comportamento un po' casalingo, l'altra domenica a Savoia altrettanto, a casa dell'Alba Longa uguale, e noi in casa però un arbitro casalingo fino ad oggi non è venuto, abbiamo trovato sempre arbitri neutrali e forse a volte come oggi forse un po' più dall'altra parte, e questo mi dispiace molto, perché io voglio perdere le partite in campo, giocandomele,
In queste condizioni rimango molto male perché non ho visto, ripeto, non ho visto un arbitro che abbia sbagliato, no, ho visto un arbitro che ha voluto sbagliare e questo mi dispiace, lo dico francamente e mi prendo tutte le responsabilità. Lui fa, direi, ma come da 800 a questa parte, da quello che vediamo insomma sui campi delle immagini, molto propositiva, gioca anche bene, fino all'1-1, come ha detto il mister Cavallaro, lì va i punti sicuramente nel primo tempo soprattutto meritava molto di più di quello che ha raccolto. Poi, come ha detto poc'anzi il neo del rigore, gli è diventato molto nervosismo, molti cartellini gialli, anche i russi, insomma. Poi il furto di ripeto, un sacco di, io ho chiamato sfortune, però sono... No, ovviamente hai detto la cosa giusta, poi subentra il nervosismo e quello è il lavoro nostro, è colpa mia che sono allenatore perché la squadra si è nervosita, però non è semplice rimanere calmi e giocare quando tu fai un primo tempo del genere, primo calcio d'angolo, tu dai subito calcio di rigore alla squadra avversaria. Io sfido chiunque che ha giocato a calcio, come diceva il mio allenatore, che si è sgrugnato le ginocchia per terra, a non innervosirti su un comportamento del genere, soprattutto quando tu fai fallo viene ammonito e l'avversario no. Quindi, ripeto, la colpa è sempre la mia perché sono io allenatore di questa squadra, però oggi sinceramente sono molto rammaricato per l'arbitraggio perché secondo me non è stato veramente all'altezza della situazione, anzi, dirò veramente... è stata all'altezza solo da parte loro e questo veramente lo devo dire, ma non mi interessa proprio di quello che succede, lo dico perché oggi ho veramente visto una brutta cosa in mezzo che non dovrebbe succedere, che l'arbitro viene qui da Milano, da Torino, da Venezia e deve essere imparziale, non deve fare nessuna cosa, deve fischiare quello che c'è da fischiare e quindi se tu non sei incapace e fischi da tutte e due le parti io non dico niente, se tu fischi solo da una parte a me questo mi dispiace, quindi questo è una cosa che bisogna vedere, perché oggi veramente non potevamo vincere contro l'arbitro, questo lo dico francamente. Le chiedo le condizioni di Pietro, innanzitutto, è uscito per infortunio, che si aggiunge poi a tanti altri infortunati, tra giocatori espulsi, eccetera, che non potranno far parte della partita di domenica alla Teodosio. Come si prepara la partita e come riuscire a ricomporre il puzzle, insomma? Questo cerchiamo di leccarci le ferite, di metterci sotto, domani facciamo il punto sugli infortunati, dovremmo recuperare Lobrano e Furian, uscire fuori sicuramente Diego perché è un fastidio muscolare in 3 giorni è difficile da recuperare e non so con gli squalificati come siamo messi perché mi hanno detto che ha mandato via anche un altro giocatore di partita No. E quindi non so come siamo messi, quindi dovremmo rivedere la difesa, ma ripeto, io con questa squadra so che dobbiamo soffrire fino all'ultima giornata, se c'è bisogno all'ultimo secondo dei play-out, ma io ne sono consapevole, qui ne siamo consapevoli quasi tutti e sicuramente ci rimboccheremo le maniche, però vorrei giocarmi le partite tutte nello stesso modo e sono convinto che noi ci tiriamo fuori perché diciamo che stiamo dimostrando che possiamo fare un altro tipo di campionato, però dobbiamo essere più attenti e più maturi. Ovviamente è difficile in questi momenti, ma noi lotteremo. A voi, grazie. Dal mare della Sardegna alla pioggia di Trastevere, la prova delle certezze è qui e ora. La trasferta da 3 punti contro la Sarrabus ha portato nuovi stimoli agli Amaranto, a cui oggi bisognerà dar seguito sul campo contro un'altra sarda, l'Olbia, in cerca di riscatto dopo una partenza pessima. Non è messo benissimo rispetto alle altre zone. L'incoronato con il tacco Crescenzo Massimo che va a mandare per Mocanu, si alza però la bandierina. Attacca ora l'Olbia con Pasquale Costanzo che va sul destro, vuole liberarlo, deviazione pericolosa. Rinaldi che non ha ancora dato l'ok, adesso sì. Va lo Russo a cercare addirittura la porta, palla sulla traversa. Ha visto Di Chiara fuori dai pali, ha provato una giocata che avrebbe avuto del clamoroso se fosse entrata. Chiusura e apertura in zona di Incoronato che controlla, una zona dove c'è un po' un pantano a terra. L'Incoronato sul fondo, 2 uomini in mezzo, cross che arriva alto, deviato, può diventare buono per lo Russo, chiesto un fallo di mano, non c'è nulla per Rinaldi. Schettini con le mani pronto alla rimessa. Mocano anticipato, arriva quindi Massimo che va un passo dal vantaggio, secondo squillo Trastevere. Mocanu mette giù dopo il rimpallo, lo Russo riceve, corto Crescenzo, si fa vedere di Incoronato, Crescenzo invece in porta, si gira subito a guardare la porta,
Crescenzo lo aspetta, Costanzo va sul fondo, cross basso, Manni. Poi palla a Ferrante che vuole proprio Mocanu. Sinistro di Mocanu. Era tutto buono. Il disimpegno sui piedi però di Maspero. Palla dentro verso De Grazia, Manni. Arriva il cross sul secondo palo. Dove sta arrivando Giordani? Palla sul fondo, che occasione. Ferrante si lamenta della barriera troppo vicina. Arriva comunque il cross all'indirizzo di Crescenzo, che stava per inventarsi un gol clamoroso. Janowski da Costanzo. Olbia che si distende. Jacoponi in ritardo, arriva solo ora. Destro di Costanzo. Massimo si è inserito. Cross di primo al centro per la testa di Marsili, palo. E dall'altra parte non può arrivare Lattanzi. Marroni. Finta, si libera per andare con il destro. Manni con la respinta. Occhio a Costanzo che vuole calciare, poi invece frena. Piazza ora ancora Manni. Scarico su Marroni. Maspero per la porta. Manni e poi palo colpito. Anche da Costanzo, era tutto buono. Fischia 3 volte Rinaldi. 3 legni ma 0 gol. Trastevere e Olbia. Finisce 0-0. Mister, un giudizio sulla prestazione di oggi. Le prestazioni sono molto contento. La squadra continua a trovare certezze. Pensa che in 10-12 giorni abbiamo giocato 3 partite, 2 viaggi, poco tempo allenamento, in pochissimo tempo ci vediamo con certezze. Abbiamo trovato un ordine, dopo capiamo che è importante che il controllo attraverso il pallone. Quando lo facciamo siamo una squadra, quando lo perdiamo quel controllo purtroppo soffriamo, sappiamo in cosa dobbiamo insistere. Quindi quando uno vede, i ragazzi cominciano a costruire certezze, tutto è più facile. Manca il gol, manca che la palla vada dentro, manca vincere, e quindi non contento per il risultato, però io come allenatore ho queste 2 cose parallele. Uno, che la squadra continua a crescere nel mentre dobbiamo ottenere punti. Tutte e 2 sono vere allo stesso tempo, nessuna si può lasciare andare. I punti servono come il pane, quindi oggi abbiamo perso altri 2 punti, però quando io vedo che la squadra in poco tempo ha trovato certezze e ogni settimana ci troviamo meglio, anche se guarda il futuro con altri occhi. Com'era l'umore dei ragazzi nello spogliatoio a fine gara? Mi è piaciuto vederli male, perché adesso sanno, sono tristi perché sanno che possono fare, e quando loro si convincono appare la determinazione, quella che tanto parlavamo. Quindi adesso sono convinti che sono meglio di quanto mostra la classifica, e per questo stanno male, per questo stanno piangendo. Quindi bene, meglio così. Domani è di nuovo allenamento e domenica è una partita che non vedo da capire. Che avversario ha trovato? Sapevamo che era una squadra giovane, vitale, una squadra con molta vita, comunque se tu sbagli ti cercano subito le spalle e a correre indietro. E loro quando si mettono davanti alla porta loro progrediscono in alto, poi il seconda palla la prendono, cioè quando si mettono davanti alla porta diventano super pericolosi. Quindi sono contento anche del fatto che quando abbiamo dovuto soffrire, abbiamo sofferto, abbiamo saputo farlo, però dobbiamo soffrire meno. Anche per questo motivo dobbiamo tornare a avere più controllo della partita attraverso il pallone. La porta è inviolata per la prima volta, è una piccola soddisfazione. Tanto. Per questo tu puoi evitare gol in 2 modi: o perché c'hai tanta fortuna e giochi tutto il tempo alla tua porta, o perché c'hai il controllo della partita e giochi tutto il tempo alla porta degli altri. Noi cerchiamo di evitare stare giocando alla nostra porta e vogliamo giocare in campo degli altri tutto il tempo possibile, così evitiamo tornare indietro, soffrire e anche siamo più vicini al gol. Amici di Directa Sport, benvenuti al Pino Cuccureddu di Alghero. Tutto pronto quasi per Alghero Sese, gara decisiva per conoscere chi continuerà il proprio percorso in Coppa Italia, chi oggi giocherà l'ultima partita dell'anno in questa competizione. Non hanno finito i bianconeri, palla larga per Franchi. Ancora Franchi, il tocco per Tanda, anzi si trattava del numero 11 Samuele Pinna, provato con la conclusione
Franchi di prima per Scanu, grande palla, Scanu a tu per tu, Scanu! La grande parata di Piga, si resta 0-0. Va Pinna, un tiro in porta, Piga, para facile. Nurra, tocco lì vicino per Pinna, Scanu, praticamente 1-2 con l'avversario, scarica col sinistro. La grande parata di Piga. Scanu va vicino al gol del vantaggio per l'Ossese. Virdis prende posizione su Delizos, è partito Virdis, mette dentro il pallone verso Franchi! Ha sbloccato la partita l'Ossese! Il gol dell'ex di Ezekiel Franchi è 1-0. Grande azione sulla destra di Virdis, liberato da un ottimo pallone in profondità. Lui è stato bravissimo a tenere lontano Delizos. Poi ha avuto tanto spazio e tempo per mettere il cross, palla precisa al centro dell'area di rigore. È arrivato puntuale Franchi, non ha colpito benissimo. La palla però è diventata imprendibile per un incolpevole Piga. L'Ossese ha sbloccato la partita, 1-0. Pireddu. Due finte, Virdis non lo molla, Pireddu in orizzontale per Delizos e lui ad allargare ancora. Bella palla di Spanu per Sanna, Sanna col destro, ha colpito male. E poi allontana Sini ma non del tutto, Vinci, Scanu, tocco corto per Madedu, Madedu prepara al sinistro, lo lascia partire, non una brutta idea, la palla però si spegne altissima. Bella palla per Scognamillo, si continua per la regola del vantaggio, Berberic dentro, Carboni stoppa quella palla, Carboni dietro, Spanu! Che parata di Secchi! Botta tremenda di Spanu che ha calciato ma non è riuscito a bucare Antonio Secchi. Carboni, Spanu, buona palla per Scognamillo. Allora Marras può puntare, 1 contro 1 con Ubertazzi. Marras verso il centro, mette dentro il pallone, poi tiro, il palo, la palla ancora lì, Scognamillo, salvataggio clamoroso di Tuccio sulla linea, sembrava cosa fatta per l'1-1 dell'Alghero, ma niente da fare. Fischietto in bocca per Melis che infatti fischia 3 volte. Finisce qui Alghero Ossese, vincono i bianconeri, vincono 1-0, confermano il loro particolare feeling con questa competizione. Ennesima semifinale negli ultimi anni per la formazione di Mister De Martis, niente da fare per l'Alghero che cede 1-0 nei 180 minuti. Allora mister, una prestazione tutto sommato positiva mi verrebbe da dire, peccato per quell'occasione sul finale, non siete riusciti a sfruttare veramente un'occasione nitida lì sulla linea, si poteva far meglio probabilmente, forse pagate l'unica disattenzione, no, di questa partita. Quali sono le sue sensazioni dopo questa gara? Ma sinceramente vorrei iniziare facendo i complimenti ai ragazzi, a tutti quelli che hanno giocato e a chi è subentrato, perché comunque sappiamo un attimino qual è il momento di emergenza che abbiamo, specialmente nel reparto avanzato. E quindi per me resta un'ottima prestazione. Sinceramente forse il pareggio penso fosse il risultato più giusto. Oggi probabilmente fosse durata anche 70 minuti di secondo tempo non saremmo riusciti a fare gol, oggi era un po' stregata quella porta. Loro sono stati bravi a sfruttare forse l'unica disattenzione proprio vera che abbiamo avuto e il resto è storia. Hanno vinto loro, hanno passato il turno, complimenti a loro. Guardando la partita, poi mi corregga lei se sbaglio, forse la cosa che è mancata all'Alghero di oggi è un po' di peso in attacco. Scognamillo spesso si è ritrovato solo a duellare contro due, diciamo, abbastanza esperti come Sciponi e Secchi. L'assenza di Baraie può aver un po', no, pesato sull'esito di questa gara? Come ho detto prima, noi in questo momento davanti sicuramente siamo un po' in emergenza. Non soltanto Baraie, anche Oli, il nostro attaccante, dovrà stare fermo per tanto tempo ancora. L'altro attaccante che abbiamo in rosa, Monti, è fermo ormai da circa un mese. Quindi in quel reparto diciamo che siamo molto in emergenza, poi magari durante la gara Scogna non ha saltato una gara, fa un gran lavoro dall'anima, poi ovviamente qualche volta la lucidità
lì sotto porta può mancare, ma sinceramente per quello che sta dando non mi sento di rimproverargli nulla. È importante secondo me rispetto a sabato scorso a Budoni, dove magari abbiamo fatto un po' più di fatica, dopo il primo gol ci siamo un po' buttati giù, oggi invece dopo la rete abbiamo avuto una grande reazione e questa me la porto a casa. Vi chiedo un'ultima battuta, secondo lei dove può migliorare, cioè quali sono gli step di crescita che ancora quest'Alghero deve fare, perché forse manca quel qualcosa in più, quel guizzo, no? Che possa permettervi di condurre magari e togliervi qualche soddisfazione in più? Ma abbiamo un po' alternato le prestazioni, ci sono state partite in cui abbiamo mostrato anche consapevolezza, maturità, oltre che grande cattiveria, altre dove magari siamo venuti meno sotto alcuni aspetti. Sicuramente la continuità nelle prestazioni e mantenere quel livello di prestazioni come intensità, mentalità e concentrazione è una cosa che dobbiamo migliorare. Oltre poi a tutte le situazioni magari con un po' più di qualità, però sulla continuità c'è ancora da lavorare e da crescere. Ok. Allora, Mister De Martis, possiamo chiamarla Coppa Ossese, no? Mi verrebbe da dire, scherzi a parte, però conquistate un'altra semifinale in questa competizione, vi dimostrate davvero sempre all'altezza, no? di questo impegno. Quali sono le sue sensazioni dopo questa gara? Dal punto di vista dell'atteggiamento abbiamo sicuramente fatto un'ottima partita, ho avuto delle risposte molto importanti dai ragazzi che vengono impiegati meno degli altri, ma non avevo dubbi perché sinceramente io tendenzialmente glielo dico, non ci sono giocatori che hanno più importanza di altri. In questo momento abbiamo una mentalità che è evidente ed è diffusa per tutti gli elementi. Non a caso abbiamo, secondo me, fatto meglio al primo tempo piuttosto che al secondo. Poi è chiaro che nella dinamica della partita, nella parte finale ci sta che la squadra avversaria spinga e lì forse abbiamo peccato un po' perché non siamo riusciti a sviluppare più cercando di consolidare la palla e comunque l'Alghero è un'ottima squadra, oggi l'ha dimostrato. E niente, siamo contenti di aver passato il turno, certamente. Mi piacerebbe sapere da lei che tipo di momento state vivendo. C'è una grande prestazione a Tempio, oggi raggiungete con carattere, anche con cinismo mi verrebbe da dire, no? questa semifinale contro una grande squadra. Che sensazioni, cioè qual è l'aria che si respira all'interno dello spogliatoio secondo lei? Cioè dove si può crescere, fin dove può arrivare davvero questo Ossese? Ma la partita di Tempio è stata molto importante perché ha fatto emergere il carattere della squadra che precedentemente aveva vinto delle volte cercando di sviluppare bene tecnicamente con buone trame, però la partita di sabato ha fatto intendere, ha fatto capire che noi possiamo vincere anche partite sporche, questo per un allenatore è molto importante. Perché nella difficoltà, come avevo detto in precedenza, perché abbiamo perso anche delle partite dove sinceramente non avevamo sofferto a sufficienza moralmente insieme. In questo momento la mentalità del gruppo è più vicina e solidale al compagno e al progetto che abbiamo, perché ci siamo dentro tutti e sinceramente la squadra la vedo bene da questo punto di vista. Le chiedo l'ultima, immagino lo saprà, andrete a sfidare il Budoni in una semifinale che sembra promettere già grande spettacolo. Che gara si aspetta? È vero che c'è ancora tanto tempo, ma comunque la mente si inizia già un po', no? Ma noi abbiamo affrontato già il Budoni, ha dimostrato grandissimo valore, l'ho detto subito dopo la partita, probabilmente è l'unica partita dove noi abbiamo meritato, no, il verdetto del campo, la sconfitta, però dai, il confronto sicuramente ci farà crescere perché se noi vogliamo rompere le scatole alle cosiddette grandi è bene che ci sbattiamo la faccia e le affrontiamo senza timore. Antonio Secchi, portiere dell'Ossese, ti chiederei subito quali sono le tue sensazioni dopo questa vittoria, vi riconfermate in questa Coppa?
sembra essere la Coppa dell'Ossese, possiamo dire così. Ma secondo me, a prescindere dal fatto che sia o meno la Coppa dell'Ossese, si è fatta una bella gara tra due squadre secondo me molto forti, nonostante magari da entrambe le squadre, cioè con entrambe le squadre hanno giocato diverse riserve che hanno dimostrato il loro valore sia con noi che con loro. Ci portiamo a casa questo risultato che era importantissimo, come ci ha detto l'allenatore. Bisogna guardare tanto se è campionato, se è Coppa Italia, bisogna sempre dare tutto quello che sia. So che sembrano frasi banali, ma non lo sono per niente. Certo, oggi siete scesi in campo un po' rivoluzionati, no? Dopo il match di campionato. Ti chiedo che tipo di prestazione avete fatto nel complesso, un turnover comunque diciamo evidente, dove siete riusciti diciamo così ad essere più cinici rispetto all'Alghero, che è mancata forse in quella occasione clamorosa lì, no? Sulla linea, non buttare dentro il pallone, ma voi siete stati più cinici, avete portato a casa il risultato. Ma allora in quell'occasione lì secondo me è stato, chiaramente c'è stato un po' di fortuna, ma è stato molto bravo Paolo Tuccio che per l'ennesima volta ha salvato la porta, ha salvato un gol che era già fatto, quindi complimenti anche a lui. Poi per quanto riguarda il turnover, il mister ogni volta ci dice che ha piena fiducia in tutti i membri della rosa e non perde mai occasione di dimostrarcelo, quindi questo è quanto. Il mister dà fiducia a tutti quanti e sta a noi poi ripagarlo ogni volta. Ti chiedo l'ultima, dentro lo spogliatoio che Ossese si respira, cioè qual è lo stato d'animo? Comunque venite da un grande momento, una grande prestazione a Tempio, dove può arrivare questo Ossese? Ma questo Ossese se continua a fare così può togliersi tante soddisfazioni. Adesso sta a noi continuare questa scia. Diciamo che dipende solo da noi, non ci sono altre strade, dipende da quanto impegno ci mettiamo e quanta costanza portiamo in campo ogni volta.